Il polipartito della mafia, cioè la compenetrazione tra mafia e pezzi del potere legale, politico e imprenditoriale, nel processo emerge esaminando soprattutto le figure di Salvo Riva, capo della corrente andreottiana in Sicilia, poi parlamentare europeo, Ciancimino, padre, sindaco di Palermo, autore dello scempio edilizio di questa capitale europea, terribilmente devastata, i cugini Salvo, esattori delle imposte per tutta l'isola, tutte le imposte per tutta l'isola, oltretutto con un premio di riscossione decisamente superiore a quello per legge stabilito per qualunque altra parte d'Italia. Loro guadagnavano di più, molto di più, chissà perché, e finalmente si dona. O di Ciancimino, per dare la dimostrazione che questo non è un libro contro questo o quel partito, è un libro che cerca, naturalmente, con i nostri limiti soggettivi, miei di Guido Forti, miei soprattutto, di essere obiettivo. I Ciancimino sapevano tutto tutti, in particolare all'interno della DC. Lo testimoniamo anche nel libro. 1983, congresso regionale di Agrigento della DC. Il segretario nazionale Ceriaco De Vita esprime chiaramente la necessità di allontanarlo dal partito. Andreotti sostiene. Successivamente, 1979, anzi no, prima ancora, 79, nel 79, l'onorevole Piersanti Mattarella chiede al segretario nazionale del partito Zaccagnini il commissariamento del comitato provinciale di Palermo della DC a causa dell'elevante ruolo politico acquisito da Ciancimino. Andreotti se lo tiene. Nel 1983 l'IVA appoggia la proposta, poi respinta per l'opposizione di Sergio Mattarella, l'attuale capo dello Stato, di formare una lista unitaria per includere anche il gruppo di Ciancimino. C'è l'opposizione di tutti questi autorevoli esponenti della Democrazia Cristiana. E Andreotti se lo tiene sempre. Non solo. Il più noto degli episodi di opposizione, per così dire, riguarda un illustre economista, studioso, intellettuale, Paolo Siro Slavini, che un bel giorno da Andreotti gli dice: ma papà, scusi, ma io con lei non vorrei lavorare più, non me la sento di lavorare ancora se continua ad utilizzare anche Salvo Riva. Siro Slavini non ha più lavorato con Andreotti, che si è tenuto Salvo Riva, per dire che non è, sono fatti, ma Sindona. Sindona è il più clamoroso esponente del polipartito della mafia. Nasce a Patti, un piccolo paese siciliano, poi diventa banchiere di Due Monti, senatore della Lira e via seguitando. Svolgeva attività di riciclaggio nell'interesse dei massimi esponenti dello schieramento moderato, nel senso che non erano ancora stragisti corleonesi di Cosa Nostra, schieramento facente in capo a Stefano Bontate, di cui abbiamo parlato. Collegamenti strettissimi con la mafia italo-americana. La sentenza ricostruisce un'impressionante sequenza di pressioni per favorire Sindona, anche quando era già inquisito dall'autorità giudiziaria italiana, che l'aveva ordinato la sua cattura per bancarotta fraudolenta. In questa sequenza, scrive la sentenza, si distinguono esponenti di primo piano della finanza, Mario Barone, della massoneria, a partire dal venerabile Licio Gelli, e della politica italiana, tra questi il senatore Gaetano Stammati, in quel periodo titolare del Ministero dei Lavori Pubblici, lì sta più anche lui, l'onorevole Franco Evangelisti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Andreotti, e lo stesso Andreotti, protagonista di un continuativo interessamento in favore degli interessi del Sindona, proprio nel periodo in cui Andreotti ricopriva importantissime cariche governative, con un risvolto che è la vergogna del nostro paese, perché queste
pressioni sono tali e tante che l'autorità giudiziaria romana mette in galera Mario Sarcinelli, e non mette in galera soltanto perché ha superato l'indignità Paolo Baffi, il presidente della Banca d'Italia, e Mario Sarcinelli, vice direttore della Banca d'Italia, senza niente di niente. Sarà accertato il niente di niente da due magistrati onesti, per bene Giuliano Turlone e Gerardo Colombo, in un'inchiesta successiva dopo la morte di Sindona. Chi osava resistere alle pressioni per favorire Sindona la pagava. Carcere, o scappare al carcere soltanto grazie all'illegittimità, comunque il disonore. Ingiusto per niente. Un po' la pagava come Ambrosoli con l'omicidio. Ambrosoli ucciso da un killer. E la sentenza conclude con queste testuali parole: se gli interessi del Sindona non prevalsero, ciò dipese in larga misura dal senso del dovere, dall'onestà e dal coraggio dell'avvocato Ambrosoli, che fu ucciso sul mandato di Sindona proprio a causa della sua ferma opposizione ai progetti di salvataggio elaborati dall'entourage del finanziere siciliano, a favore dei quali progetti di salvataggio invece si mobilitarono il senatore Andreotti, taluni altri esponenti politici, ambienti mafiosi e rappresentanti della luce massonica P2. Ecco, siamo ai massimi livelli del polipartito della mafia. Gli intrecci sono evidenti se si analizza la vicenda Sindona. E si capisce perché ci sia stata una vera e propria mobilitazione per negare, nascondere la verità del processo e quindi la particella importante, fondamentale, della dimostrazione del polipartito della mafia attraverso la storia di Sindona. La massima mobilitazione per negare la verità del processo, anche parlando di magistrati giustizialisti che hanno lavorato non sulla base di prove ma di teoremi, costringendo, ripeto ancora una volta, un povero innocente a subire un calvario di ingiustizie perché era innocente, doveva essere assolto, è stato in effetti assolto nonostante la persecuzione di questi signori. Ecco, ancora due notazioni molto brevi. Ha detto Adriano che il senatore Andreotti era acutissimo e simpatico, vero? Non c'è dubbio, era una persona intelligente, acuta e a suo modo simpatica, ma non sempre. Di Ambrosoli, molti di voi ricorderanno, ha osato dire che se l'era cercata. Pubblico, questo fatto. Ha detto, dichiarato pubblicamente che Ambrosoli se l'era cercata. Voi adesso lasciatevi strammatizzare un po' e metterci una pennellata di leggerezza. Uomo simpatico, acutissimo, in un'intervista al Corriere della Sera del 25 luglio 2007 si è occupato dei magistrati che avevano seguito il suo processo, in particolare di me, tant'è vero che scrive una lettera di contrappunto che abbiamo al Corriere della Sera perché non potevo accettare queste cose, e il Corriere della Sera la pubblica integralmente senza fare una piega, non poteva fare diversamente. Ma in questa intervista del 25 luglio 2007 sostiene il senatore Andreotti che spesso i giudici, parla di noi, parla della Procura di Palermo, del sottoscritto in modo particolare, nello scrivere gli atti non si fanno quelli che a Roma si chiamano i fatti propri, per poi aggiungere che coloro che si comportano così a Roma li chiamano gli impertinenti, gli impuniti o anche i figli della gobba, figli di, Corriere della Sera mette 3 puntini perché la parola evidentemente non l'ha detta, ma Corriere della Sera non la riproduce. Ora, impertinenti, va bene, impuniti, passi, figli di puntini, e vabbè, ma a me, figlio della gobba, quando sono tifoso del Toro, che sicuramente non posso accettarlo, non potevo accettarlo. Ancora una cosa, abbiamo ricordato come l'avvocato difensore, uno degli avvocati difensori di Andreotti, allora sconosciuto, comincia così una carriera vertiginosa, adesso potrà diventare anche ministro della giustizia, se ne parla poi di un possibile ministro, Giulia Bongiorno, ha un colpo di teatro
molto intelligente, non so se studiato, comunque efficacissimo, dopo la sentenza della Corte d'Appello che dice, stabilisce quello che abbiamo visto insieme poco fa, attaccata al telefonino a favore delle telecamere di tutto il mondo, grida saltellando per la gioia: Presidente, 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 assolto, assolto, assolto. 3 volte assolto, entra nell'immaginario collettivo e la campagna di disinformazione, la convinzione inoculata nel popolo italiano della soluzione dell'innocenza nasce di lì. Un colpo da maestro, un colpo di teatro, una cosa che dovrebbe essere studiata nelle lezioni di strategia comunicativa, che ha funzionato alla grande. Però, mai nessuno ha detto che quando la Corte d'Appello stabilisce responsabilità penale per reato commesso fino alla primavera del 1980, l'avvocato difensore e l'imputato ricorrono in Cassazione. Sono stato in magistratura 50 anni, Adriano anche, non ho mai visto, non conosco, non è possibile che un imputato ricorra in Cassazione contro la sua soluzione. Non esiste. Se c'è ricorso in Cassazione contro la sentenza è perché l'imputato non è stato assolto. La prova evidente, la prova provata che non esiste soluzione è il ricorso in Cassazione. Ma non basta. Se io sono straconvinto della mia soluzione, della soluzione del mio cliente, assolto, ma vado in Cassazione, è perché la soluzione non c'è stata, ma almeno, attenzione, però qui non c'è nessun obbligo, una discrezionalità assoluta, uno lo fa, uno non lo fa, è un suo diritto scegliere in un senso o nell'altro, che si rinunzi alla prescrizione. La prescrizione è rinunziabile, qualcuno lo fa nel nostro ordinamento, qui si poteva fare, assolto, rinuncia alla prescrizione, no, si va in Cassazione e quindi non c'è nessuna soluzione, ma senza rinunciare alla prescrizione, ma ripeto, questa è una facoltà. Finalmente Sansa dice che è ancora difficile oggi, o era difficile fino a qualche tempo fa, ma è ancora oggi, potete credere, parlare di questo argomento. 2 piccoli esempi per dimostrarvi come il mio ego è molto sviluppato ai limiti della presunzione, se non dell'arroganza. In televisione si parla di tutti i libri, di questo in televisione non ha parlato nessuno. No, per verità, una volta c'è stata una presentazione in televisione, anche ben fatta, ma alle 6:15 del mattino. Bella trasmissione, il caffè di una mattina, magari qualcuno di voi lo si fa un po' di insonnia, non idea, l'unica comparsata, chiamiamola così, ma non è che abbiamo scritto queste cose adesso, che il senatore Andreotti è morto, che è passato del tempo e quindi ci sentiamo più tranquilli. Queste cose le dicevamo anche quando il senatore Andreotti era in vita, perché non c'è stato soltanto l'assolto, c'è stata anche una campagna mass mediatica di disinformazione terribile. Per esempio, porta a porta, mica un talk show qualsiasi, la terza camera, la definizione corrente di questo spettacolo televisivo, di Andreotti si è occupata del processo. Andreotti porta a porta si è occupata molto spesso, molte volte presente Andreotti o il suo avvocato senza mai contraddittorio, convincendo gli spettatori, che sono una bella quota di quelli che stanno davanti alla televisione, che Andreotti è uscito pulitissimo da questa vicenda, neanche un'ombra. E alcune volte Andreotti presente aveva come spalla Francesco Cossiga, uno che non mi voleva tanto bene, soprattutto dopo il caso Cossiga Donat Carteghi, ero giudice superato io, avevamo raccolto queste carte, dovevamo, non potevamo fare altro che trasmetterle a Roma in Parlamento. Cossiga non me l'ha mai perdonata, pensa che io sia responsabile del caso Cossiga Donat Carteghi. Oh. In una di queste trasmissioni, guardate, per non sbagliare, sono andato a rivederla su YouTube, questa la potete trovare facilmente su YouTube anche voi. Cossiga si scaglia, non fa il mio nome, ma tutti capiscono che sono io, contro quel magistrato che ha l'impudenza di andare in
in giro per l'Italia, c'è Andreotti presente, Andreotti è vivo, conseguentemente dico questo anche per dire che non ci siamo fatti vivi oggi, siamo sul chiodo, sul tema da tempo. L'impudenza di andare in giro per l'Italia, anche nella mia università di Sassari, sdegnato per questo, a dire che Andreotti non è stato assolto. Un magistrato che si comporta così, in qualunque paese del mondo, dovrebbe essere preso a calci, e dice dove, e sbattuto fuori dalla magistratura. Difficile dire le cose giuste quando gli interrogatori sono questi. Ma poi, e chiudo, non soltanto sotto, non soltanto porta a porta, Andreotti e Cossiga. La seconda carica dello Stato, Marcello Pera, dopo la sentenza della Corte d'Appello sente il bisogno di congratularsi con Andreotti per la fine di un lungo calvario. La terza carica dello Stato, Casini, dichiara: sono molto contento, sono contento come amico, come democratico cristiano e come presidente della Camera. Quel che c'è stato contro Andreotti è stato assolutamente improprio e a volte addirittura persecutorio. Mastella, che diventerà ministro della giustizia, invece di parlare della sentenza di Palermo, ad Andreotti bisognerebbe fare un monumento. Non c'è soltanto il centro-destra. Però posso dire una cosa, però poi a un certo punto Giancarlo Caselli viene preso in considerazione dal mondo politico e ha uno suo particolare beneficio: gli dedicano una legge, deve diventare il vertice della magistratura antimafia e si fa una legge che dice presso poco così: chi ha l'età di Giancarlo Caselli non può assumere questa carica. Questo era il contenuto della legge. È così, guardate che è stato esattamente così. È stata fatta una legge che diceva: chi ha compiuto l'età di Caselli, che è stata guardata sul certificato di nascita, non può farlo, può farlo solo chi è nato dal giorno dopo e fino avanti. Questo è successo davvero. Questa legge si chiama emendamento Bobbio, un senatore magistrato prestato alla politica Alleanza Nazionale, maggioranza di centrodestra, maggioranza berlusconiana, governo di Berlusconi in quel momento, e tutte le critiche che ho letto prima vengono da quell'area. Ma volevo dire che non c'è stata soltanto quest'area, c'era anche la sinistra. Io sono di magistratura democratica, sono stato eletto al CSM, ma la corrente non D, perché essere D significa appartenenza, corrente a sinistra della magistratura. Anch'io sono non D, ma a sinistra per formazione culturale, per quel che penso, fuori del mestiere di magistrato e di segretario. Beh, la sinistra è un'area politica che ha sempre fatto della questione morale un punto d'apparenza fondante. Non diciamo, lo forte Dio, che della vicenda Andreotti dovesse fare una bandiera, ma quantomeno discuterne. Invece praticamente nulla, soltanto un'imbarazzata, reticente rimozione. Contro la legge a persona, per quanto riguarda la legge a persona hanno votato contro, questo va bene, ma lasciatemi dire, sono l'unico magistrato nel mondo che ha avuto una legge per sé, e quindi ha avuto fortuna. Davvero di cuore vi ringrazio per la serata, ringrazio il pubblico e vi aspetto nuovamente a Rimavicole non appena avete la voglia, perché comunque qua siete di casa, sono tutti in mercato, se non si può cittadino normale, quindi